Il Casalromano vuole scrollarsi di dosso le ruggini della lunga sosta natalizia, mentre il Volta ha già disputato un recupero la settimana scorsa a Governolo, un buon pareggio. Qui a Volta c'è l'atmosfera del derby, però non tantissimo pubblico, ci sono assenze da una parte e dall'altra. In particolare il Volta lamenta l'assenza di Gobbi squalificato e di Tonelli ancora indisponibile. Subito un calcio di punizione con Bomber Magnini, il suo sinistro a giro crea qualche difficoltà ad Antonioli, risponde il Volta, punizione di Domenegoni, il colpo di testa di Righetto, la parata non facile di Medola. Ci sono vari episodi importanti, questo tiro di Righetto però non è preciso e siamo al 26esimo e in chiusura di tempo ancora Righetto, il suo destro di prima intenzione termina largo, 0-0 quindi alla fine del primo tempo. Ricordiamo che al 14esimo della prima frazione De Pietri, infortunato, ha lasciato il posto a Leoni con il numero 13. Ma seguiamo per intero gli sviluppi di questa azione. C'è un corto rinvio del Volta e Veneroni che pesca in area Bardelloni, la bella risposta di Antonioli in calcio d'angolo. Il Casalromano ci crede, si avvita De Stefani e poi Veneroni incredibilmente da pochi passi non trova il bersaglio. Era più facile metterla dentro che sbagliarla e su questa uscita di Antonioli termina l'incontro 0-0, risultato tutto sommato equo. Sentiamo le interviste. Importante oggi vedere dopo la sosta cosa riuscivamo a mettere in campo anche da un punto di vista di condizione, da un punto di vista mentale oltre che fisico. Lì ci sono state delle buone risposte, penso che il risultato alla fine sia giusto, anche se forse una piccola predominanza c'è stata contro una squadra che reputo buona, l'ho detto anche prima della partita, una squadra che sicuramente ha difficoltà ad andare in gol, però una squadra che sbaglia poco e quindi non penso che sia facile, se ha tutti gli effettivi qua, poter fare il risultato pieno. La questione è che noi abbiamo faticato molto davanti, sia nel primo che nel secondo tempo. L'assenza di Tonelli si è fatta sentire, poi anche, voglio dire, io non è che ho una rosa talmente ampia che se c'è qualcuno che non è al 100% possa essere sostituito facilmente. E allora abbiamo fatto fatica, però non siamo stati rinunciatari perché alla fine abbiamo sbagliato qualche contropiede. Un paio di volte Righetto è arrivato sul fondo e poteva così far meglio, un paio di volte da questa parte siamo stati poco precisi, ecco. Dopo certo tutto è migliorabile, perfettibile, però noi dobbiamo assolutamente essere più presenti in zona gol, altrimenti diventa difficile far tutto, ecco.